Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno e buon martedì 3 di marzo. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è un Filo Diretto speciale condotto da me, che sono Antonino Danna. Allora, occupo questo spazio che di solito, come sapete, è occupato da Giulio Cainarca con il suo Auto da Fè. Perché vogliamo offrirvi una chiacchierata con Mario Filippo Brambilla, presidente dell'Associazione Italia-Iran e componente dello staff di comunicazione del principe ereditario alla corona d'Iran, Reza Pahlavi, perché vogliamo fare un po' il punto della situazione su questo personaggio. Il principe Pahlavi, come sapete, è figlio dell'ultimo Shah di Persia, cioè Mohammad Reza Pahlavi, che è morto in esilio al Cairo nel luglio del 1980 e che nel febbraio del 1979 ha dovuto lasciare l'Iran per colpa della rivoluzione islamica che ha portato al potere la teocrazia che adesso sta vacillando. Reza Pahlavi vive negli Stati Uniti d'America dal 1976-77, era stato mandato negli States a fare un ulteriore addestramento di tipo militare per il comando dei caccia e la rivoluzione lo ha accolto mentre lui si stava addestrando negli Stati Uniti d'America. Vive dalla metà degli anni 70 oltreoceano e però non ha mai cessato di essere una voce per tutti gli iraniani, una voce di libertà, una voce decisa a offrire il suo contributo alla rinascita del paese. E allora, mentre il regime sembra vacillare, mentre i bombardamenti si intensificano, è bene fare un po' il punto della situazione sul principe, sulle sue idee, su quello che propone agli iraniani. In particolare il suo IPP, il programma per la prosperità dell'Iran, un programma che è stato peraltro citato indirettamente da Donald Trump nel suo discorso con cui ha annunciato l'inizio delle operazioni militari contro la teocrazia islamica. Teheran, infatti, secondo Trump, nel momento in cui verrà rovesciato il regime degli Ayatollah, le forze armate, i componenti dei Pasdaran, i Basiji e poi tutti quelli che appartengono ai vari settori burocratici dello Stato, Trump ha promesso loro l'immunità e la salvezza, specialmente se deporranno le armi anziché combattere contro gli Stati Uniti e contro Israele. È un'idea che fa parte appunto del piano del principe, quindi indirettamente Trump sembrerebbe quasi aver citato le parole del principe. È vero che Trump non si espone in questo momento su chi potrà essere l'uomo chiamato a guidare l'Iran dopo la fine della dittatura teocratica degli Ayatollah, ma è altrettanto vero che con il principe Reza Pahlavi questa nazione deve pur sempre fare i conti. E allora noi abbiamo discusso di questo, di futuro, della figura del principe, delle sue idee. Vi lascio a questa conversazione che credo sarà utile a fare un po' di luce su uno dei convitati di pietra di uno dei momenti probabilmente più epocali della storia dell'umanità. Grazie e buon ascolto. E allora io ho il piacere di ritrovare Mario Filippo Brambilla che, come sapete, è presidente dell'Associazione Italia-Iran e fa parte del team di comunicazione del principe ereditario d'Iran, cioè Reza Pahlavi. Buon pomeriggio, come sta? Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori, grazie per l'invito, per me è un gradito ritorno nella vostra trasmissione. Grazie a lei. Senta, le ruote della storia girano molto rapidamente, ogni volta in cui accelerano noi due bene o male ci sentiamo e mi fa molto piacere. Ma quando è allora che il principe tornerà in patria? Siamo nella storia, come lei dice bene, perché tutte le persone a partire dal
la popolazione iraniana, sia dentro l'Iran che fuori dall'Iran, che tutti quanti noi, diciamo, addetti ai lavori, che seguono con l'informazione, con la politica e lo studio degli eventi, questo grandissimo evento storico, sono nel cuore della vicenda, e gli eventi sono molto veloci, sono di portata mondiale e chiaramente di portata storica, come noi stiamo vedendo, un popolo che abbiamo visto nel corso di tanti anni purtroppo essere soffocato dalla storia, ma che si sta riprendendo la scena proprio per il senso, proprio grazie al senso della storia che questo popolo antico ha, per cui era normale ed evidente che un giorno sarebbe assurto di nuovo al punto di forza di poter prendere in mano la sua situazione. Ecco, quindi lo stiamo vedendo adesso con le rivolte che ci sono state dall'inizio dell'anno, poi il regime ha cercato, come abbiamo purtroppo visto tutti, di soffocarle nel sangue, provocando quello che è stato il più grande massacro della storia recente dell'Iran, ed ora con l'intervento in combinata degli Stati Uniti e di Israele, a cui probabilmente si aggiungerà anche quello dei paesi arabi, delle monarchie sunnite del Golfo, perché c'è stata una compatta risposta da parte dell'Arabia Saudita in rappresentanza e in solidarietà di tutti gli altri stati sunniti del Golfo, proprio contro il regime della Repubblica Islamica, perché c'è la chiara e netta volontà di far cadere questo regime. Quindi l'intervento militare in corso, per venire alla sua domanda, è bene specificarlo, non è contro l'Iran o contro il popolo iraniano, ma è mirato sul regime della Repubblica Islamica dell'Iran, che è un concetto ben diverso, perché la Repubblica Islamica dell'Iran, il regime degli Ayatollah, del Velayati Faqih, quello per intenderci fondato da Khomeini e portato avanti fino a ieri da Khamenei, non è il popolo iraniano, che l'ha sfiduciato e che a costo della vita è sceso in piazza per dire basta. Quindi l'intervento militare in corso è contro gli apparati e vertici di questo regime assassino, antinazionale, antioccidentale anche, per tagliare la testa del serpente e dare la forza, fiaccando l'apparato di repressione interna, alla popolazione di sollevarsi e di prendere lei stessa il controllo del proprio paese, perché l'Iran è un paese vero, che ha una storia, una consistenza, per il quale deve essere la propria popolazione che prende l'iniziativa, però come può un popolo disarmato che viene ucciso, viene mandato al macello, come può arrivare a occupare i palazzi e a prendere il controllo anche politico e militare della nazione? Bisogna che ci sia un indebolimento dell'apparato repressivo, in modo che il regime imploda e collassi dall'interno. Infatti oggi apprendiamo che Israele e gli Stati Uniti stanno conducendo dei raid proprio su queste strutture repressive, le basi dei Pasdaran e dei Basiji. I principali leader del regime, adesso è arrivata la notizia che è morto anche l'ex presidente della Repubblica Mahmoud Ahmadinejad, che ci ricordiamo tutti noi un po' più grandi, è stato presidente per 2 mandati negli primi anni 2000. Chiaramente quando io intendo 2 mandati, presidente eccetera, intendo dentro un sistema comunque pilotato e chiuso, perché era la guida suprema che decideva chi vinceva e chi perdeva le elezioni e chi veniva confermato, chi veniva rieletto. Dunque era un sistema assolutamente pilotato e controllato dalla guida suprema, quindi nulla a che vedere con le democrazie o le repubbliche che conosciamo in Occidente, che vanno al voto libero, eccetera. Insomma, era una vera e propria dittatura. Ecco, figuriamoci, lo diciamo per i più giovani, perché per chi l'ha visto e per chi non c'era, lo diciamo. Io ero in Iran, mi scusi se la interrompo, Prego. ero in Iran quando c'era Ahmadinejad presidente, c'era Ali Khamenei guida suprema, chiaramente, che è stato dall'89 fino a ieri, però quando c'ero io in Iran c'era la guida suprema Ali Khamenei, appunto, il presidente era Ahmadinejad e Larijani, che era uno dei successori indicati da Khamenei, dei suoi delfini, all'epoca mia era presidente del Parlamento. Certo che un colpo di sfiga peggiore di questo non le poteva capitare, voglio dire. Lo diciamo per i nostri ascoltatori.
Ahmadinejad è quello delle vignette. È andata via la comunicazione. Sì, ma ci risiamo. Le stavo dicendo. E quindi no, nel senso, li ho visti da vicino, non personalmente, ma insomma ero nel paese quando c'era proprio questo gruppo dirigente. Ma dico, un colpo di sfortuna peggiore di questo non le poteva capitare, lo diciamo per chi ci ascolta. Ahmadinejad era quello che fece fare la mostra di vignette contro l'Olocausto, perché sia lui che il suo mentore Khamenei erano negazionisti dell'Olocausto. Si presentò a una conferenza stampa all'estero dicendo che a Teheran gay non ce n'erano perché li avevano sterminati tutti. Questo lo diciamo per i propal che scendono in piazza ora parlando di diritto internazionale e di Stato sovrano, quindi sappiano che stanno difendendo gente così. E poi è anche quello che appena eletto disse che l'impegno principale dell'Iran doveva essere la cancellazione di Israele dalla faccia della terra. Ecco, Presidente, scusi, sì, faccio questa piccola nota a margine. Purtroppo o per fortuna sono nato dopo il 79, quindi non ho fatto in tempo, ahimè, a vedere l'Iran dello Shah. Ecco. Senta, nei video che arrivano da Teheran si vede la popolazione che festeggia la caduta di Khamenei, si sente urlare da più parti Javid Shah, quindi viva lo Shah, se non sbaglio, mi aiuti a tradurre tale espressione. Sì. Ecco. Javid Shah o letteralmente si può tradurre con viva lo Shah o con lunga vita allo Shah. Ecco, lunga vita allo Shah mi suona meglio. Ecco, appunto, il regime però sembra trovare sempre dei nuovi capi, perché Pezeshkian ha avuto fortuna ed è rimasto nel ruolo di presidente, però ora c'è una nuova facente funzione di guida suprema, questo imam, questo ayatollah di una sessantina d'anni che è stato scelto stamattina per prendere il posto di Khamenei, e poi ad interim, certo, temporaneo. E poi abbiamo questa sorta di triumvirato che è stato realizzato per mandare avanti il regime. Ma quanto manca al collasso? Guardi, allora, intanto se vuole spieghiamo un attimo questa questione. Allora, il regime è un sistema, nel caso dell'Iran, quindi molto simile a quello che erano strutturalmente, non politicamente intendo, a quelli che erano i sistemi dei regimi comunisti, per cui è un sistema che prevede un vertice ma con degli organi che possano sopperire nel momento in cui questo vertice sia impossibilitato ad esercitare il potere. Quindi il sistema prevede che mancando la guida suprema, essendo venuta a mancare la guida suprema, ci sia questo consiglio di reggenza, che è il consiglio degli esperti, che si riunisce e che nomina una guida suprema provvisoria nell'attesa che il consiglio degli esperti possa riunirsi ad eleggerne una nuova, e questo consiglio di reggenza viene formato, come lei ha giustamente spiegato, da varie figure, tra cui quella di Pezeshkian, che è il Presidente della Repubblica. Quindi loro hanno messo una figura legata al clero, cioè un faqih, quindi un giurista islamico, per dire letteralmente, che poi è la base del loro regime. Il loro regime si chiama Velayat Faqih, vuol dire stato del giureconsulto, perché al vertice deve esserci un giurista islamico. E il terreno nella gestione politica. Quindi questo faqih guida transitoria fino a che il Consiglio degli esperti non si sarà riunito per votare una nuova guida suprema che per loro è a vita. Però pare chiara la strategia dell'intervento degli americani e dei suoi alleati, israeliani eccetera, che sia quella di abbattere tutti i capi di questo regime per favorire la caduta e il regime change. Quindi io penso che qualunque nomina venga fatta in questo momento sia destinata ad essere colpita, o perlomeno cercheranno di colpirla e di abbatterla fino a che il paese non si sarà completamente sollevato contro questo regime. Quindi si va in questa direzione, non c'è l'intenzione di scendere a patti, almeno apparentemente, con questo regime. Addirittura anche il fronte, lo dicevamo all'inizio, del mondo arabo si sta compattando, tutte le monarchie sunnite, l'attacco che c'è stato contro gli Emirati Arabi Uniti, contro Dubai, contro Abu Dhabi, contro il Kuwait, contro il Bahrain, contro lo stesso Qatar è gravissimo, perché mina la stabilità del Golfo Persico, che per gli iraniani è persico, per gli arabi è arabico, e mina
questa stabilità e questa condizione che è alla base dello sviluppo economico di questi stati ricchissimi, queste monarchie sunnite, di petromonarchie sunnite che controllano diciamo degli asset importantissimi per tutto il mondo. Quindi la stabilità, la sicurezza di questi paesi, Dubai, Kuwait City, Doha, Manama, sono centrali per l'economia e la stabilità di tutto il mondo. Quindi gli emiri e i reali arabi non possono permettere un rischio del genere. L'Iran si è dimostrato ormai, oltre che essere l'autore dell'instabilità, ma proprio il pericolo numero uno di questi paesi. Dunque questo regime deve andare via e credo che arriveranno fino in fondo questa volta. Senta, amnistia per i Pasdaran o comunque per tutti quelli che collaborano con il regime e che si arrendono. Questo è quanto ha promesso Trump nel discorso con cui ha annunciato l'avvio dell'operazione militare in Iran. Però io queste sono parole che ho già sentito, perché queste parole le ha dette lei, o meglio, le ha dette il principe Pahlavi tutte le volte in cui abbiamo, credo già a giugno, quando abbiamo parlato durante la guerra dei 12 giorni, lei mi aveva detto questo, perché questo è l'IPP. È indicativo che il Presidente degli Stati Uniti abbia ripreso uno dei punti centrali dell'IPP, che lei è uno dei pochi giornalisti a conoscere in Italia molto bene, l'Iran Prosperity Project, cioè la roadmap, il piano politico del principe Reza Pahlavi per la transizione e per gestire il momento del collasso del regime fino al ritorno delle libertà civili. È proprio indicativo che il presidente americano l'abbia citato, e però è la via più logica e più giusta in questo momento per salvare il paese, perché vede, le ideologie vanno e vengono, i regimi anche quelli più brutali, le forme politiche, ma quello che resta come valore comune è la patria e il dovere di servizio alla patria. Allora ci sono tanti funzionari nell'Iran che devono obbedire a questo regime in modo coercitivo e che stanno facendo il loro lavoro non per simpatia politica o per fedeltà agli ayatollah, ma per senso di dovere, perché comunque lo Stato deve andare avanti. Quindi quelli apparati lì possono e devono rimanere integrati, perché altrimenti si rischiano di ripetere i disastri dell'Iraq, quando gli americani dell'amministrazione Bush scelsero di sciogliere il partito Ba'ath e peggio ancora l'esercito, gettando il paese nel caos. Il principe Reza Pahlavi l'ha scritto nell'IPP, nelle varie fasi costituenti del processo di transizione. Ci sarà anche quello di convocare vari referendum, tra cui quello istituzionale il primo, ma anche un referendum per chiedere alla popolazione iraniana cosa fare dei colpevoli e di quelli che hanno la responsabilità politica in questo regime, tolti i vertici, diciamo, ma insomma tutta in modo che sia la popolazione che decida su un'amnistia che verrà proposta proprio per cercare di azzerare i conti e di ripartire da zero per ricostruire qualcosa di nuovo su basi solide e di concordia, di pace e di democrazia. Quindi questa è una cosa molto importante. Sì, anche perché l'esempio storico, gli esempi storici non mancano. Uno è l'amnistia Togliatti che venne fatta subito dopo la guerra per i fascisti, e la seconda è l'amnistia che è stata fatta in Spagna dopo la morte di Franco durante la transizione. Credo che sia più la seconda, sì, quella a cui si è ispirati nell'IPP, cioè alla Spagna, perché è una realtà che abbiamo sotto gli occhi, più vicina, e che abbiamo sotto gli occhi, che ha funzionato molto bene. Decisamente. Senta, in Italia però, mentre tutto questo accade, mentre siamo felici del fatto che gli iraniani sentano una libertà e la conquista di nuovi diritti vicina, e voglio dire, i video sono alquanto eloquenti, in Italia però c'è gente che piange la dipartita di Khamenei, specialmente a sinistra, dicendo ma il diritto internazionale, si è aggredito uno Stato sovrano, che vergogna e quella. Scusi, lei che ne pensa? Ma io non me lo spiego, perché a parte il fatto che dov'era il diritto internazionale, soprattutto dov'era la compassione della sinistra italiana davanti alle 50.000 vittime che il regime degli Ayatollah ha fatto solo negli ultimi 2 mesi, da gennaio ad oggi.
e posso dirle che io quotidianamente qui in Europa e in Italia mi confrontavo con rifugiati, con dissidenti che avevano perso parenti, amici, alcuni di quelli che avevano anche le pallottole ancora sotto la pelle, insomma, persone che hanno perso l'occhio. Una mia carissima amica Elaetta Boccoliane vive in Italia, un esempio di questo, insomma, 50.000 persone almeno, i feriti vivi ritirati dai Pasdaran negli ospedali, riportati morti dentro i sacchi neri, i medici sequestrati perché non li curassero, insomma, i feriti, insomma una realtà apocalittica, inumana. Quindi dove era la sinistra italiana in questo? E poi non mi spiego, nel condannare tutto questo intendo, e poi non mi spiego quale possa essere la simpatia di chi, come larga parte della nostra sinistra, fieramente, anche legittimamente, rivendica una continuità con la lotta partigiana, con il comunismo stesso, quale possa essere l'attinenza e la simpatia che possono avere verso l'Ayatollah Khamenei, che era una guida retriva, clericale, reazionaria, religiosa, che era tutto fuorché filocomunista, anzi dove il Partito Comunista, che non esiste più da molti anni in Iran, ma è stato decimato e distrutto non dallo Shah, ma da Khomeini e da Khamenei insieme. Quindi non riesco a capire quale sia la loro... Io posso capire Maduro, che viene dalle loro fila, dalla loro cultura, ma questi, gli ayatollah iraniani, la sinistra era sulle barricate contro la presenza discreta e che c'è da sempre della Chiesa Cattolica Romana nella vita politica e nella vita civile italiana, ai tempi della Democrazia Cristiana, e invece in nome del laicismo e anzi dell'ateismo che veniva dalla loro ideologia comunista, e non vedo come possa simpatizzare invece per il fondamentalismo di un'altra religione, addirittura ancora più forte di quello che era da noi, quello cristiano cattolico. Decisamente. Non so spiegarmelo veramente, ma se ci fosse l'onorevole Schlein, sarei molto felice di porle la questione. Saremmo assai a porgerle questa questione, secondo me. Senta, per finire, che cosa state facendo e che cosa farete in Italia per tenere alta l'attenzione sull'Iran? Beh, intanto noi siamo mobilitati nelle piazze H24 e mentre le parlo sono in corso una manifestazione a Milano dell'Associazione Italia-Iran e nel contempo anche a Roma, quindi le due piazze delle due principali città italiane, e poi anche in altre città ci sono presidi ovunque, ce ne sarà un'altra a Roma il 3 marzo, insomma, non stop la questione, la nostra comunità resta mobilitata come in tutto il resto del mondo. Ieri notte a Piazza Duomo si sono radunate 1 migliaio di persone spontaneamente per festeggiare la notizia dell'abbattimento del dittatore Khamenei. Quindi diciamo che si andrà avanti fino a che in Iran non sarà caduto questo regime, perché ricordiamolo non è ancora caduto, e finché molti di loro non avranno la possibilità di rientrare nel loro paese per ricostruirlo e per partecipare a quel processo democratico che di cui il principe Reza Pahlavi è garante e che vuole far iniziare al più presto, e che porterà il paese a poter decidere del loro futuro democratico con un voto libero, e per poter ricostruire le istituzioni che sono tenute in ostaggio fino a oggi dal regime degli Ayatollah. Molto bene, senta, io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità, e naturalmente avremo modo di sentirci presto. Grazie a voi, un saluto a Radio Libertà, siamo sempre a disposizione per i vostri telespettatori, radioascoltatori, mi scusi. Molto volentieri.